Euroregione News. Scuole superiori, assessore regionale in visita. Alessia Rosolin, l'assessore regionale al lavoro, formazione, istruzione, ricerca, università e famiglia, è stata in visita presso l'Istituto Jacopo Di Nunzio a Pozzuolo del Friuli, Codroipo e Zompicchia. Dopo il benvenuto della dirigente scolastica Maddalena Venzo e il discorso del sindaco Fabio Marchetti, sono intervenuti 3 studenti in rappresentanza di tutti gli iscritti che hanno raccontato quali sono le potenzialità e le carenze dell'Inussio, con 3 monologhi toccanti ed esaustivi. L'interesse e l'attenzione dell'assessore regionale hanno poi dato buone speranze e incalzata anche dall'assessore comunale Tiziana Cividini, speriamo possano trasformarsi a breve in risposte concrete. Qui ci troviamo in un territorio che è quello di Codroipo, che rappresenta però un territorio molto più vasto della sua popolazione, raggruppando un comprensorio di circa 40.000 abitanti e quindi un bacino conseguente di studenti molto ampio, un'offerta formativa che si è costruita nel tempo, perché i picchetti per creare un'area che è un unico in Europa, che va dalla piazza Garibaldi per arrivare fino al polisportivo di via Circonvallazione Sud, furono piantati ancora negli anni 40 da un sindaco visionario, Cengarle, definendo quest'area come dedicata solo ai ragazzi e alle scuole, dall'asilo nido, che ancora non c'era quella volta, passando per le scuole per l'infanzia, le scuole secondarie di primo e secondo grado, fino a un'università che ancora non abbiamo ma potremmo avere oltre a quella della terza età. Quindi un territorio che già nasceva grande come numero di abitanti e come dimensione, ma oggi infrastrutturato in maniera eccellente per quanto riguarda le strutture comunali, un po' meno per quanto riguarda quelle ereditate dall'amministrazione provinciale. Chiediamo attenzione su queste perché oggi versano in uno stato che non è dignitoso per chi dentro ci lavora e ci studia. L'amministrazione regionale considera Codroipo e il suo territorio fondamentali per lo sviluppo di un percorso di istruzione coerente con quelli che sono i compiti. Gennaio è il mese in cui l'amministrazione regionale tornerà a visitare le scuole di Codroipo e in quell'occasione mi auguro di avere un quadro complessivo di tutti quelli che sono i servizi, le attività, gli investimenti che l'amministrazione regionale deve fare a favore di questo territorio per la sua centralità e per la qualità dell'istruzione che dà ai nostri giovani. Il 2019 vorrei che fosse un anno in cui i nostri ragazzi possano intravedere o vedere magari realizzato il loro sogno, il sogno in cui una realtà scolastica di eccellenza come l'Istituto Linussio in sede a Codroipo possa avere uno spazio adeguato a tutta la didattica laboratoriale che stiamo mettendo in campo. In particolar modo per l'enogastronomico la realizzazione delle cucine vicino alla sede dell'istituto, per cui nell'area meravigliosa del polo scolastico dove c'è anche l'istituto comprensivo e ci sono le scuole secondarie di secondo grado, e poi un altro sogno è dove tutti gli indirizzi possono avere la loro valenza e la loro, fra virgolette, dignità, perché non dimentichiamoci che l'Istituto Linussio di Codroipo ha indirizzi importanti, tutti in pari dignità importanti. Il liceo scientifico con i suoi settori di specializzazione sportivo e scientifico, il tecnico commerciale con marketing e relazioni internazionali, il professionale commerciale dove ci sfidiamo in una nuova realtà che è la community online per il prossimo anno scolastico, il professionale meccanici dove c'è una realtà di ragazzi che veramente con i loro torni un po' obsoleti ma che vorremmo migliorare, e con anche un acquisto che faremo con il 2019 di macchina 3D ma anche di altre macchine sofisticate proprio per la meccanica. Vorremmo che anche la centralità della meccanica possa essere come
ci guardiamo fuori nelle imprese che abbiamo intorno nel territorio di Codroipo e poter far vedere a questi ragazzi che qui si fa eccellenza. Ecco, nello stesso tempo gli altri indirizzi credo che siano importanti. Non dimentichiamo che siamo stati a visitare con l'assessore Rosolén anche l'istituto agrario di Pozzuolo, cui l'Inussio fa parte, ma che può essere veramente una centralità di filiera dell'enogastronomico, per cui qui all'enogastronomico ma con l'agroalimentare insieme. Io credo che anche questa possa essere uno sviluppo della formazione del Medio Friuli, e io questo veramente ci tengo, perché dal liceo ai professionali le competenze trasversali ai nostri ragazzi possiamo darli. Io intanto devo ringraziare l'Anno Vecchio, mi pare un punto di partenza importantissimo l'Anno Vecchio, perché con questa nuova dirigente vulcanica, intraprendente, capace soprattutto di tessere relazioni, abbiamo finalmente posto appunto in essere una collaborazione molto proficua, e l'amministrazione comunale è stata sollecitata ed è convinta e contenta di poter collaborare fattivamente. Abbiamo sentito ad esempio dei torni obsoleti. Io credo che il settore della meccanica possa effettivamente essere un'importante risorsa per il territorio, per il Medio Friuli, e in questo senso l'amministrazione si attiverà senz'altro per cercare di sostenere e venire incontro a quelle che sono le esigenze del territorio. Nello stesso tempo, a fronte della ricchezza di offerta formativa, stiamo cercando di coadiuvare, portando anche personaggi di chiara fama provenienti da questa scuola, ma che si sono distinti per professionalità, competenza e sensibilità, di portarli per farli conoscere ai ragazzi, in modo che ci sia una crescita a 360 gradi, a tutto tondo, perché è vero, piccolo è bello, piccolo può essere veramente bello. Grazie. Dal Medio Friuli per Euroregione News, Marco Mascioni. Euroregione News.